problema delle bombe solo. Allora eccoci qua, allora siamo entrati in studio. Il clima è una cosa importante da parlare. Mare Nostrum è una cosa importante da parlare, ne abbiamo parlato ancora anche l'anno scorso, se ricordi, però avevo promesso la parola a Don Giovanni Brusegan. A me interessava però focalizzare su quanto avevo detto, ringrazio anche tutti, ma il professor Allievi e il professor Casa, ma bisogna stare attenti che dietro la religione si nascondono tanti trucchi e fraintendimenti e quindi credo che in questo senso dobbiamo tutti dal posto dove siamo, con correttezza possibilmente e non superficialità, rispondendo alle competenze che sono proprie, reagire in modo adeguato, cioè conoscere il fenomeno. Io ho l'impressione che invece partiamo da pregiudizi, cioè non abbiamo sia sul fronte religioso, sia sul fronte delle dinamiche migratorie, sia sulle carenze che dobbiamo oggettivamente riconoscere. Per esempio la lettura che ha dato Allievi mi pare molto interessante, no? Però si completa quello che ha detto lei sul pericolo che se si trasforma in guerra di religione, però si può trasformare in guerra di religione se non abbiamo la competenza per dire pane è pane e vino è vino. Per esempio quando si dice sono islamici, leggevo un bellissimo articolo della Leventhal che diceva io non dico io sono Charlie, perché io non sono Charlie, diceva, nel senso che intanto lui è morto e io sono vivo, è facile dire io sono Charlie mentre sono vivo, ma al di là di questo, diceva, ognuno di noi non è Charlie, cioè dobbiamo cominciare a educarci alla pluralità, alla diversità, con la correttezza e l'intento del bene comune. Mi pare cioè che questa omologazione, e anche nelle letture che abbiamo dato, sia pericolosa, cioè si scivola subito su tranchant delle valutazioni. I musulmani, ma quanti ne abbiamo conosciuti di musulmani? Cos'è l'Islam? I comunisti, i fascisti, cioè bisogna incontrare i volti, le persone, e dentro ci sono anche i fenomeni politici. Mi dà l'impressione che delle volte ci sia un a priori che vale di più dell'esperienza, perché se io dico che la signora che è intervenuta, per esempio, mi ha commosso per certi versi. Dice in un condominio di 9 appartamenti o 9 piani, non mi ricordo, nessuno di noi italiani va a trovare i vecchiotti, genitori. E lei ha esibito, può essere, però è bello. Cioè quante badanti sono straniere, quante persone. Allora vediamo anche il positivo, aiutiamoci. E poi un'ultima cosa che volevo dire, è molto grave che non abbiamo segnalato che ci sono stati degli ebrei ammazzati. Allora qua sì c'è anche un altro tipo di problematica. Credo che dobbiamo, intanto io voglio pubblicamente dire al rabbino e alla comunità ebraica a cui voglio bene che siamo molto partecipi di questo loro dolore, ma dobbiamo stare attenti perché è in atto una lettura della realtà che trova sempre i soliti capri espiatori. Noi rischiamo di trovare i musulmani di qualunque tipo, magari i più deboli e non quelli che ci pagano o che sono a Abu Dhabi eccetera, mentre loro trovano gli ebrei trovano, dobbiamo veramente come cristiani reintrodurre l'amore, l'amicizia, il dialogo con il debito rispetto delle regole, ma non delle regole autarchiche, egoistiche o che sono fuori regola o che disattendono la regola. Siamo ai tempi delle crociate, noi ce l'abbiamo nel DNA, Nel DNA No, volevo soltanto... quello che ha detto lui, cosa? L'amore, il rispetto, il fatto che ci sia tanta gente qui vuol dire che siamo una nazione accogliente che si è tirata fuori i soldi di tasca anche nei momenti difficili per dare una prospettiva a tutti, e desideriamo in questo momento che ci venga restituito dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità del nostro paese. Va bene? È troppo, non è cristiano questo, anche troppo cristiano questo. Andiamo ognuno è suo, capito? Politicamente corretto, è ora di finirla con i toni politicamente corretti in cui si dicono ipocrisie. Bisogna dire le cose come stanno e non sono pancia questa, non è pancia questa. Volevo soltanto precisare una cosa che forse è sfuggita a molti. Poi dopo torno per quale motivo noi musulmani non li chiamiamo musulmani, per l'aspetto religioso.
Primo, loro fanno questi atti provocando anche la comunità musulmana per entrare in guerra con gli autoctoni, chiamiamolo così. Così ci sarà una rappresaglia contro di noi, ovviamente, o persecuzione, e quindi entreremo in guerra. È quello che vogliono. Questo è uno dei loro obiettivi. Quindi non dobbiamo cadere ovviamente in questa trappola. È quello che chiedo. Che sta facendo Di Bitonci. E ovviamente stiamo cadendo in questa trappola. Secondo, noi li riteniamo musulmani perché l'Islam parla chiaro. Non nominare Dio in vano. Anche nei 10 comandamenti c'è scritto. Quindi l'Islam è la continuazione delle altre religioni, non è che abbiamo inventato qualcosa. C'è scritto non nominare Dio in vano, perché quando lui va ad uccidere dicendo Allah Akbar, allora è musulmano, quello è un grande peccato. Per quello ho capito, però è musulmano, cioè non puoi dire che non lo è, perché sai sempre come dire che le Brigate Rosse non erano comunisti, lo erano, o Giusva Fioravanti non era fascista, lo era, appunto. Sì, ma noi dal punto di vista religioso... Ho capito dal punto di vista, ti do ragione, ma non si può non dire che però, cioè se no non ci capiamo, se no nessuno non è niente. Sì, adesso mi sfugge il tuo nome, ma io credo che con questo piccolo intervento dica un altro problema di fondo, se mi permetti, che è la fatica dei musulmani, dell'Islam o di alcuni, lui è esperto in questo senso, di interagire con la modernità e la postmodernità, perché il problema che ci sta sotto è anche quello, e il pericolo che hanno certe frange sociopolitiche o certi approcci che diamo è di perdere invece quella modernità con i diritti conquistati, voi grazie al cristianesimo, voi all'illuminismo, voi alle guerre di religione, all'esperienza che ne abbiamo fatto, per cui non possiamo più tornare indietro, ma voi, e noi cercheremo di aiutarci, e voi aiutare noi, nell'elaborare un Islam che sia adeguato anche a lasciarsi sfidare dalla scienza, di dare il primato alla coscienza, di diventare capace di una valorizzazione del femminile, di costruire una democrazia autentica. E io so che ci sono dall'Olanda ad altri paesi del mondo dei musulmani, basti pensare, e per me è stato esaltante e umiliante, che la premio Nobel di quest'anno era una giovane musulmana. E io mi sono chiesto se ci sono giovani italiane o europee capaci e meritevoli fino a quel punto, però so anche che hanno cercato di sprangarla, di farla fuori, quindi bisogna che facciamo noi da una parte una correzione di tiro, ma anche voi che ci impegniamo insieme perché la modernità nei suoi valori venga come habitat di tutte le popolazioni, di tutte le culture. Allora, il maschilismo ha preso sopravvento nei nostri paesi quando c'era il colonialismo, quindi io se vi dico qualche esempio, per esempio nelle governi musulmani antiche ce n'erano le donne che avevano delle responsabilità enormi e ci sono ancora adesso. Il velo, questa cosa qui che ormai dicono che è la sottomissione dell'uomo alla donna, no, è la fede. Lui ha parlato della fede, è il Corano. A me ci sono delle regole precise che devo fare, mi devo attenere al Corano, quello che mi dice, è la stessa cosa anche la donna, pari, uguale. Se la fede, se il Corano le dice che deve mettere il velo per proteggersi, per avere una dignità, lo deve fare, se no non è un musulmano. Per la stessa cosa per me, per esempio, se io non vado per esempio il venerdì o non devo guardare per esempio le donne delle altre e questa si tratta della fede, non è la sottomissione o l'oppressione della donna. La donna partecipa alla vita politica nostra, partecipa alla vita sociale nostra a 360 gradi. Non so, questa è quella che avete voi, la disinformazione, non è l'informazione. E il resto è soltanto maschilismo, perché le violenze all'interno delle case non si trovano soltanto all'interno delle case musulmane, ma anche all'interno delle case di tutto il mondo. Certo. Quindi il maschilismo questo qua. Ma mi spieghi un attimo, come mai allora... No, c'è scritto nel Corano. Tocca a lei. No, voglio dire... le nostre leggi non permettono che si possa girare per strada con il volto coperto, ok? Si può conciliare la vostra religione con quella che è la nostra legge?
Ma la legge Cioè la non credo vostra che donna che- allora coperta di tutto punto non, Se mi dice questa non, può legge che neanche, esiste, non può neanche uscire se me di la citi casa. questa legge? No, perché ognuno di noi deve essere identificabile. riconoscibile. Una persona Riconoscibile, completamente non andate coperta da un nel velo. velo non è identificabile e per cui in Italia non può muoversi. Questa è la nostra legge. Come la mettiamo? Volevo far intervenire Fausto Fanelli, anche se sta complottando con Guardate, il professore Imponiamolo. Fanelli. Proprio quando ti ho invitato in trasmissione, tu mi hai raccontato un aneddoto del tuo lavoro proprio relativo a questo. Lo vuoi raccontare anche ai telespettatori presenti? Oltre che il piacere di rappresentare sindacalmente i miei colleghi, lavoro anche all'ufficio immigrazione di Padova da 10 anni e quindi oramai credo di avere conosciuto, di aver imparato le culture straniere che sono venute qui ospiti in casa nostra. In una circostanza in particolare mi si presentò, fatalità è una cosa anomala, ma era di cittadina marocchina con il marito ed lei portava il velo completamente coperto. Ovviamente nell'ambito dell'attività di identificazione, nel momento in cui io devo identificare la persona che è sul permesso, mi sta rinnovando il permesso di soggiorno e il passaporto, avevo necessità di vedere chi c'era dietro il velo, era impossibile da vederla e ho invitato la signora di togliersi il velo perché dovevo identificare e vedere se la persona che era al mio cospetto era la persona che mi stava chiedendo, certo, ovviamente, altrimenti poteva essere anche una persona che l'aveva sostituita. La signora stava a fare per gesto, il marito l'ha fermata e gli ha detto no, non ti mostro il volto a te. Io ho detto guarda che non è che ho il piacere di voler guardare il volto di tua moglie, ma io sto facendo una funzione, sono un pubblico ufficiale e io ho la necessità di capire se questa è veramente tua moglie, perché potrebbe anche essere tua nonna, tua figlia, potrebbe essere una sconosciuta. È venuto fuori un momento di abbastanza di tensione finché a un certo momento, onde evitare, perché conosco anche la mentalità musulmana islamica, ho detto vabbè, c'era la mia collega a fianco, ho detto ti faccio la cortesia, la preghiera, identificala tu. È stata una circostanza, ecco, queste sono di quelle forme... Ceduto. Sì. Abbiamo ceduto come abbiamo ceduto tutte le volte che gli immigrati devono essere visitati al pronto soccorso in ospedale e pretendono che non sia una donna medico, ma che sia un uomo a visitarli. Questa è una follia. Quindi noi dobbiamo chiamare medici che sono anche andati in pensione, farli rientrare in pronto soccorso perché devono visitare queste persone che da una donna non si fanno visitare. Certo. Laura Popato. Ma insomma, io penso al di là che stiamo andando un pochino al di fuori di quella che è il tema della serata, però quando si parla del burka non si parla di questo tipo di velo, ma normalmente di un velo che lascia completamente scoperto il viso. Quello è il burka. Buoni, facciamo parlare. No, quello è il burka e l'altro è un altro tipo di velo invece che il velo integrale, che obiettivamente sta mettendo in difficoltà nei paesi occidentali perché per noi è fondamentale per esempio l'identificazione della persona, quindi non ci può essere anche in questo caso una sorta di estremismo, diciamo così, nelle forme di abbigliamento e di scelta. Io sono dell'idea per esempio che si possa e si debba in un paese democratico pensare, laddove ci sia un immigrato che viene, di far sottoscrivere anche all'immigrato l'accettazione dei principi fondamentali costituzionali, di farli conoscere per esempio il rispetto tra uomo e donna, ma attenti, ecco, sempre non pregiudizialmente contro qualcuno o contro un'idea religiosa, perché la signora di prima che si è espressa, migliaia di persone che io ho conosciuto, che abbiamo conosciuto, vorrei completare, dopo c'è tempo per tutti, no? L'idea che mi sono fatta è che c'è stata una enorme quantità di persone provenienti da tutti i paesi del mondo che hanno saputo leggere la nostra civiltà e hanno, come dire, condiviso alcuni valori di questa civiltà, quelli essenziali per vivere insieme, per convivere, come diceva prima Don Giovanni, che dovrebbe essere però il primo. Per questo mi sono opposta alla modalità con cui Bitonci ha gestito e sta gestendo il tema moschee, perché lui passa dalla parte del torto nel momento in cui non si rende conto che un sindaco, proprio per il proprio ruolo, è colui che accompagna la sua comunità, diventa quella comunità
elemento diciamo di garanzia per tutti, lui fa da garante rispetto all'intera diversità di quella comunità e non si intende omologare una comunità. La diversità delle persone non c'entra, credimi, non è che qualcuno ha più ragione solo perché in quel momento è andato in maggioranza. Neanche Renzi allora adesso. No, nessuno ha ragione a prescindere. Anche se non si fa votare, cioè, non ha ragione. È uno strano concetto quest'uomo di come si ragiona in democrazia. Lui per esempio è innamorato dell'amore e poi pretende che tutti gli altri seguano semplicemente le sue dichiarazioni. Io non sono innamorato dell'amore. Scusa un attimo, poi puoi parlare finché ti pare. Io ti stavo dicendo che c'è un ragionamento che passa attraverso i principi costituzionali che devono essere accettati da qualunque cittadino metta piede in questo paese. Io di questo sono tra l'altro da decenni ormai, perché sono quasi 15 anni che faccio amministrazione pubblica e politica e penso che ciascuno, sì pochissimo perché ho sempre fatto attività privata prima e quindi vengo dalla società civile, mi sono guadagnata da vivere, no? Giustamente avevo un'attività. Quindi ti dico, il fatto è questo, che io credo che ciascuno di noi debba vivere secondo alcune precise regole che sono quelle che abbiamo stabilito nella Costituzione, quindi la parità di diritti tra uomo e donna, la riconoscibilità dell'altro, il rispetto reciproco, gli aspetti relativi alla violenza che non possono mai essere manifestati per nessuna forma e a nessuno scopo, quindi io sono contraria a qualsiasi tipo di violenza. Dopodiché è chiaro che questa convivenza deve essere accompagnata dalle istituzioni, deve essere portata avanti con intelligenza da chi governa a qualunque livello. Io penso deve essere elemento... ti prego, cioè veramente sei... ma scusa, non riesci ad ascoltare. Scusami, se no ci diciamo tutte queste cose. Ti provoco, è chiaro che ti provoco. Ma dico, colloquia, non si parliamo di reciprocità, perché avete parlato di tutto, ma non di questa cosa che secondo me è fondamentale, se c'è rispetto e se c'è amore. Perché se io sono innamorato di te ma tu non sei innamorata di me, ragazzi, è un esercizio abbastanza triste, un po' il mio. Non ci siamo spiegati, o fingi di non capire, penso e presumo che tu finga di non capire perché altrimenti non saprei come matrimoni si celebrano con due dai, lasciala finire su. No, ma lui ha ragione quello che diceva. Sono innamorato dell'amore, hai ragione. No, ha ragione quello che diceva Lievi, anzi il professore prima quando ti diceva che non sei allenato a provocare. Dopo ci parliamo. Lo hai perfino ammesso, per cui se continuiamo a provocarci forse non colloquiamo, forse non ascoltiamo e forse non comprendiamo quello che dobbiamo comprendere, no? Perché ciascuno di noi stasera dovrebbe portarsi magari a casa, ognuno rimane nelle sue opinioni, no? Dovrebbe portarsi a casa anche un'informazione aggiuntiva. Comunque la fatica di esistere vicino a qualcuno che è innamorato dell'amore è dura, no? O che dichiara questo. Per cui insomma diciamo che le soddisfazioni uno se le toglie per com'è. No, dicevo semplicemente che da questo punto di vista chi lavora nelle istituzioni ha un compito enorme. Non dimentichiamocelo e vi lascio perché tra poco, come sai, devo andare via, ma è proprio questa la differenza, nel senso che se ciascuno di noi svolge bene il suo ruolo e lo fa cercando di condividere i principi essenziali della buona convivenza, con il rispetto a prescindere dalle religioni, peraltro, così come detta la nostra Costituzione, forse semplicemente adotta quella filosofia di Papa Francesco che è così amata da tutti noi oggi, perché appunto chi si trasforma e chi, come dire, riesce ad ascoltare ed è persona umile, probabilmente riesce a fare molto di più di chi con l'arroganza continua invece a pretendere che ciascuno si omologhi a se stesso, come se l'unica via raggiungibile fosse quella che lui manifesta. Io sono del tutto contraria, a me piace la diversità, la trovo una grande ricchezza, ho governato una città attraverso queste logiche e questi principi, mi pare di averla governata abbastanza bene e di aver riconosciuto in moltissimi immigrati, 3.000 nella mia città, tantissimo aiuto a governare bene, tantissimo aiuto a fare comunità. Hanno lavorato perché quella comunità diventasse una comunità di persone pacifiche e responsabili. E io penso che questo si possa e si debba fare. Non mi pare che è un delitto parlare con i musulmani di reciprocità oppure offendiamo qualcuno? È doveroso. Farlo oggi con gli attentati in corso, non mi pare che Bitonci abbia messo un'ordinanza per vietare il diritto di culto. Ti dico questo, io credo che farlo oggi, dopo gli attentati, sia un sintomo di grande spessore dal punto di vista proprio della propria identità e della propria moralità. Cioè è più facile lasciarsi vincere dalla paura,
È molto più difficile invece pretendere anche da se stessi di non lasciarci vincere dalla paura, ma di governare ma il diritto alla difesa, io difendo anche il mio diritto ad avere paura, me lo conceda, perché se io mi sento minacciata voglio anche poter avere paura. È mai governata? No, io non sto parlando di Padova, non vado a manipolare quello che sto dicendo. Bitonci sta tutelando la sua cittadinanza. Bitonci non ha mica vietato di frequentare le moschee, ha semplicemente detto sta interpretando gli umori dei cittadini, è diverso, è ben diverso. Garantiamo la sicurezza, ma non interveniamo attraverso i pregiudizi. Grazie, professor Casen. Ma quali pregiudizi? Allora, professor Casen. Io credo che noi parliamo di reciprocità. Reciprocità, accoglienza, ma soprattutto cerchiamo di vedere un fenomeno che non sia troppo vicino, per cui perdiamo di vista l'orizzonte. Il problema fondamentale è che ci troviamo un fenomeno che non siamo in grado di gestire. Mi spiace che non ci siano dei politici importanti, e quella che avevamo se n'è andata. Che cos'è? Che senso? No, nel senso, mi scusi, a livello governativo dicevo, non a livello locale, perché a livello locale io sono convinto che la politica si faccia, compreso Bitonci e soprattutto Bitonci. Il problema è un altro, che a livello nazionale non si ha la percezione di quello che sta succedendo. Pare nostro che sembrerebbe una cosa bella, positiva, in realtà chiude un buco e apre una voragine, perché non siamo organizzati per l'accoglienza. Non c'è una capacità di accoglienza e soprattutto di integrazione, non sottomissione, di integrazione dell'individuo all'interno della nostra società. L'altro aspetto che noi ci troviamo... Continuiamo però a farli venire. E quindi bisogna organizzarsi, ma non possiamo continuare a importare navi intere di persone che sicuramente... Ma lei ha l'impressione che ci sia un atteggiamento empatico e umile per formarsi a questo? Da parte di chi? Da parte delle autorità, a qualsiasi livello, in qualunque contesto. No, io credo che le autorità politiche italiane non siano in grado di capire il fenomeno. È vero. E neanche, e credo di più, e credo che ci sia un programma e un progetto. Un progetto che, visto da vicino, sembra quasi una soluzione. Visto a distanza di anni, cambierà la fisionomia e la filosofia e l'etica di questa nazione. Qualcuno ha detto non siamo invasi, non siamo invasi. Aspettiamo di esserlo. No, non siamo invasi. Allora, aspettiamo di esserlo. C'è un bellissimo libro che si intitola 475 l'invasione barbarica. Non è successo sul mare, è successo sul Danubio. È la stessa identica cosa. Ci facevano un business per importare i barbari, i barbaros, no? E per fare quello che hanno fatto. Poi l'impero è stato fagocitato da questa invasione che è stata sollecitata, voluta e non gestita. Allora, prima l'impero, lasciamo stare tutte le colpe che avesse l'impero, importava i barbari, li arruolava e creava un esercito. L'esercito romano è sempre stato formato da barbari, per la maggior parte. Però li inquadrava in maniera tale che poteva poi gestirli e creava una cultura romana. Nel momento in cui c'è stata questa apertura verso il Danubio e quindi l'invasione non è stata più controllata, è stato il disastro per l'impero. Perché cosa si sono accorti i famosi barbari o barbaros, quindi balbuzienti, parlavano male la lingua, no? Che all'interno dell'impero non c'era autodifesa. E quindi la scorribanda era normale perché tutta la difesa era ai confini. Ma a parte questo aneddoto storico, il problema è che noi assistiamo le ultime 2 importazioni volontarie di queste povere persone.
No. Allora, una nave parte dalla Turchia e si ha contezza che parte dalla Turchia. Giusto? Vorrei un suffragio da parte sua. Una nave parte dalla Turchia con 700 immigrati. Passa nelle acque territoriali della Grecia e nessuno fa nulla. No, sbarcano. L'episodio è stato che sono sbarcati, ma gli extracomunitari non hanno voluto iniziare le procedure in Grecia di identificazione, hanno voluto proseguire in Italia. Hanno voluto proseguire in Italia. Aspetti, ma comunque la conclusione rimane in piedi lo stesso. È arrivato nelle acque internazionali, quindi non acque territoriali, e noi giustamente siamo andati a salvarli. Allora, per il principio internazionale, se tu provieni da una nazione e non sono in grado, perché noi non siamo in grado di accoglierli, se non portarli dentro e poi arrangiatevi. Mi scusi professore. Sì. Li rimando in Turchia, da cui è partita la nave. Bravissimo. E questa è la cosa migliore. Allora questo buonismo politico è da un po' professore che sto fremendo su questa circostanza. Questo buonismo politico allora va bene, ma noi abbiamo firmato un accordo nel 2003 che è il trattato con la Convenzione di Dublino 2, che poi è stato firmato. Volevo citarla prima. È stato firmato dal ministro delinquente che è ancora in galera, il ministro dell'interno Pisano, che è ancora in galera, e l'ha firmato lui quel po' di obbrobio, non andandosi a rendersi conto, non andò a rendersi conto che stava firmando la condanna a morte dell'Italia e dei paesi che erano in fondo all'Europa, la Spagna, il Portogallo, la Grecia. Era la condanna a morte, perché è quel principio che abbiamo parlato anche nell'altra trasmissione, è che adesso quelli che vengono, e qui c'è il problema che diceva prima il professore, che ho condiviso pienamente ogni singola parola, fin quando non abbiamo capito bene il fenomeno e non sappiamo distinguere il buono dal cattivo, fin quando non abbiamo tutto un apparato di intelligence, di attività preventiva e repressiva o di cultura, ma con tutti i settori della pubblica amministrazione che devono concorrere a togliere il marcio e tenersi magari il buono, fin quando non arriverà quello, Mare Nostrum ha portato proprio tutta una caretata di persone bisognose, ma è sicuramente che all'interno di questa marea di persone ci siano anche persone infiltrate dall'ISIS, da Al-Qaeda e l'altro. In quella circostanza specifica la Convenzione di Dublino imponeva all'Italia di riprendere la carretta e di rimandarli in Grecia. Quello che stanno facendo anche gli austriaci, e adesso anche lì ci sarebbe da fare delle violazioni agli austriaci, perché stanno caricando treni interi di persone e le stanno rimandando indietro in Italia. Loro ovviamente, quelli che sono qui in questo momento, hanno tutto il desiderio di andarsene nel nord Europa, non vogliono farsi fotosegnalare in quest'ora, facciamo i salti mortali. Noi le impronte digitali? No, non le vogliono fare, non le vogliono fare, si sottraggono a farsi l'impronta, e quello diventa un fenomeno pericolosissimo. Ma Dublino seconda, questo fenomeno parlava delle impronte digitali comunque? Sì. Ma questo fenomeno che parte ha in un possibile sviluppo terroristico? Beh, innanzitutto già l'impronta ci potrebbe mettere la possibilità di metterci in contatto con l'Interpol e anche con dei paesi arabi da cui loro provengono, che sono ancora collaborano egregiamente nelle more, nelle strategie di polizia internazionale. Quindi quando io ho una persona che ha un'impronta, ho un fenomeno di forte autentificazione, di sicura certa identificazione. Quindi lui mi può presentare anche un passaporto assolutamente vero ma contraffatto con generalità false, l'impronta lo frega, con l'impronta non scampa. Allora, col discorso che la Convenzione di Dublino ha imposto chi si fa le impronte in Italia, è l'Italia poi che deve portare avanti la procedura del riconoscimento dello status di rifugiato politico, loro non vogliono
avviare le procedure qui in Italia. Ed ecco che io mi auguro che voi politici con i vostri referenti al governo, all'opposizione, in Parlamento, cercate di far capire che qui bisogna modificare gli accordi europei. Se una persona come quelli che scendono nelle nostre coste, quello è un problema non italiano, è un problema europeo, e va preso e condiviso con tutta l'Europa. E se quello mi scende qui e mi dice, dopo che io l'ho identificato, perché devo, come dice giustamente anche Zannò, devo tutelare l'interesse della mia nazione, la sicurezza del mio paese, una volta che l'ho identificato il signore mi dice io voglio andare in Francia, lo mando in Francia. Chiaro? E la Francia se lo prende. Certo, abbiamo ancora i telespettatori in linea. Sentiamo qualcuno da casa cosa ci suggerisce. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, buonasera signora. Il suo nome, da dove chiama? Mi chiamo Consuelo Pedrali, chiamo da Venezia. Buonasera signora Consuelo, prego. Tanto buonasera no, visto i discorsi che ci sono. Io vorrei iniziare, se possibile, dando un piccolo suggerimento, visto che evidentemente il signore musulmano lì presente si è dimenticato o prima chiedeva, se non sbaglio, alla signora lì con voi, qual è questo articolo, qual è questa legge che impone alle donne o comunque in generale alle persone di andare in giro con il volto scoperto. Ebbene, mio caro signore, ve lo dico io qual è. È la legge 152 del 22 maggio del 1975 del codice penale. Quindi, glielo dico io, quindi la prossima volta che vede una signora con il burka, lei per primo dovrebbe dire, per cortesia, quando vede una signora islamica completamente coperta, che io definisco delle morte viventi, dovrebbe essere lei il primo, lei e i musulmani come lei, a dire a queste signore che non devono vestirsi così, perché vede, in questo paese, in Europa, in Occidente, ognuna è libera di vestirsi come vuole, signora, e questa è la libertà. Questa è la libertà. La legge, la legge sì, ovviamente la butta anche io. Si deve rispettare i principi costituzionali di questo Stato. Condivido. Si deve rispettare le nostre leggi, le si devono rispettare. Quindi mi sente? Sì, la sentiamo benissimo. Ecco, quindi nel momento in cui io vedo una donna con il burka che va per la strada, io devo chiamare la polizia e dir loro, signori, qui c'è una donna con il volto completamente coperto, cosa che le mie leggi del mio Stato vietano, e io non posso sentirmi dire dalla polizia, signora, io non posso fare niente perché altrimenti poi veniamo additati come dei razzisti, perché a me non me ne frega niente di essere additata come una razzista, perché per la mia libertà c'è gente che è morta prima di me. Quindi voi musulmani dovete rispettare, e io ho anche da dire qualcosa alla signora Puppato e al prete che è lì presente. Siete persone senza identità e senza cultura, perché noi non possiamo assoggettarsi a quello che è il nuovo Dio, l'Islam. Voi dovete aprire la bocca, voi avete l'obbligo morale di difendere la nostra civiltà. Io sono atea, va bene? Io credo che la mia cultura è intrisa di cristianesimo. Benissimo, grazie. Non ha finito. Prego, io allora. Mi chiedo, mi chiedo solo alla signora Puppato. Non c'è purtroppo. Io mi sono spostata per non avere la voce di ritorno. Io chiedo soltanto ai presenti qui che difendono l'Islam. Prima di tutto non esiste un Islam moderato e un Islam intransigente. L'Islam è uno solo ed è il Corano, e io l'ho letto e non è interpretabile. Una è la cosa che dice, e quella è quella che gli islamici rispettano. Che poi ci possono essere persone che come i cattolici cristiani rispettano più o meno il Vangelo, la Bibbia eccetera, è un altro discorso, ma l'Islam è il Corano e bisogna avere il coraggio di mettere le barriere, di fermare queste persone. La marina militare non deve andare a prenderli, deve andare a cacciarli con gli spari, con le bombe. Io mi chiedo dove erano le femministe quando venne chiesta la chiusura delle piscine comunali pagate dai cittadini italiani perché dovevano andare a fare il bagno le islamiche vestite. Dove erano le femministe che sono le prime a dare ragione al giudice quando condanna degli stupratori
di una ragazza perché aveva i jeans troppo stretti, quindi la condanna è minore perché la ragazza ce l'è cercata. Dove sono quando queste donne vanno in giro con il burka? Loro se ne sbattono della nostra Costituzione, loro se ne sbattono. Noi è stata chiarissima, che sono morte per la nostra democrazia, per la nostra libertà. È stata chiarissima, signora Consuelo. C'è bisogno di avere il coraggio di dire basta. Abbiamo capito, grazie signora, grazie. Abbiamo un altro telespettatore in linea, sentiamo che cosa ci dice, da dove chiama e il suo nome. Caduto. Pronto? È caduta la linea. Beh, d'altronde era in attesa da un po' di tempo. Professore. Io volevo dire una cosa. Sto leggendo, sono all'inizio, ho trovato un libro molto interessante, Dante e l'Islam. Come Dante abbia assorbito, non lui direttamente, ma attraverso una trasmigrazione della cultura islamica, abbia trasferito il mondo dell'aldilà. Non posso commentarlo perché ovviamente non avendo iniziato, è un bel librone così, vero? Bellissimo, perché solo dall'introduzione apre un mondo che noi consideriamo l'Islam come se fosse una cosa uguale e contraria a noi, e in realtà abbiamo assorbito molto, per esempio il concetto dei numeri, che non c'erano, lo zero inesistente nei numeri romani, e molte altre cose che noi abbiamo. La musica, gli strumenti musicali. Eleonora d'Aquitania, che torna dalla seconda crociata, inventa il dolce stil nuovo, perché in Europa erano proibiti gli strumenti musicali. I troveri e i trovatori nascono da quel periodo là, da Eleonora d'Aquitania, che crea questo movimento nuovo e torna la musica in Europa. Quindi non è che siamo molto distanti, quello che cerchiamo di trovare il bello negli altri, poi rifiutiamo il cattivo. L'aspetto invece politico, e qui vado avanti, ho visto l'altro giorno Renzi in Albania. Allora, siccome credo che abbiamo forse 6.000 o 3.000 albanesi nelle nostre patrie galere, no? Per il principio del contrappasso, tutti questi, e siamo stracarichi, per cui noi facciamo dei condoni, cioè mandiamo gente fuori in maniera così, con un criterio a pioggia, liberiamo per un certo periodo di tempo, gli ultimi 5 anni li condoniamo, quindi non si adempie a quello che è la pena. E quindi uno sa che prima o dopo se la scapola, e quindi non c'è la pena nei confronti invece della condanna, che dovrebbe essere eseguita e mantenuta fino alla fine. Se il signor Renzi avesse detto al Presidente, tra le altre, tra virgolette, noi vi paghiamo, no, 50 euro al giorno, perché a noi costano 270 euro il mantenimento dei carcerati in Italia, lì costa molto meno perché li trattano un po' meglio di noi, tra parentesi, ve li restituiamo e vi paghiamo anche il mantenimento, ma ve li tenete voi. Certo. Allora, tutta una forma di delinquenza, mi conforti se il ragionamento è sbagliato, sparirebbe subito, sparirebbe subito, perché le carceri in quei paesi di provenienza sono terribili, quindi non è tanto 3 anni di condanna, 3 anni di condanna in quelle carceri là, e noi ci agevoleremmo e risparmieremmo. Allora, c'è un altro aspetto che volevo, ma siamo a fine trasmissione, abbiamo anche una signora islamica parlando con il professor Fabris, che è collega di statistica, mi dice: se noi non integriamo chi arriva e quindi noi li emarginiamo, nell'arco dei prossimi 20 anni saremo noi emarginati. Sì. Perché loro saranno la maggioranza. E i numeri, allora, o noi ci organizziamo a integrarli come Dio comanda e gestiamo questo fenomeno, se no sarà un disastro. Certo, abbiamo una signora allora in linea che è la telefonata caduta prima, ha aspettato 20 minuti questa telefonata. Un secondo però, su quello che ha detto il rappresentante. Dopo la faccio intervenire, abbia pazienza. Signora, buonasera, da dove chiama, il suo nome per cortesia? Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera a lei. Scusi l'attesa. Sì. Prego, il suo nome per cortesia. Allora, io mi chiamo Vanina, chiamo da Treviso, Quarto d'Altino. Prego. Mi sente? Sì, la sento, prego. Ascolti dal telefono, non dalla televisione. Sì, buonasera, io sono una cittadina albanese e da 12 anni che abito in Italia. Praticamente da 6 anni che ho accettato l'Islam. Ero cristiana prima e qua sono diventata qua in Italia musulmana, ma non perché ho saputo chissà che. Io non so, è stato così, è come prima che studiavo la vostra religione, insomma, e dopo sono diventata musulmana. E ho chiamato, guardi, non so proprio da dove partire, però si stanno dicendo tante cose che non sono vere. La signora che ha chiamato prima, se vuole essere razzista, possiamo essere anche noi razzisti. Io vi ricordo che pure voi siete stati emigrati. Posso dire tante cattiverie, avete mangiato anche i gatti, posso dire questo e tante altre cattiverie. Ma se dobbiamo parlare di cose, diciamo, da costruire insieme per non so, per fare una bella cosa bisogna parlare delle cose buone e intenderci, insomma, non fare sempre queste cose, io sono razzista, non me ne frega niente qua e là. Anche i signori che sono in studio, se sono venuti là per parlare di qualcosa di intelligente, che parlino, se no uno viene a mostrare tante cose, ma in realtà non mostra niente, come il signore di Forza Italia là, che sta parlando per niente, mostra una foto che neanche lui sa. Se sai tu che hai cambiato la religione? Cosa sai tu? Io ho studiato anche. Guarda che Gesù Cristo non è un argomento di studio. Io dico è solo il nostro questo, Signore Salvatore. Dietro un dito, solo questo vi dico. Vabbè. E l'Islam non è quello che fate voi vedere in TV. Vi ricordo una cosa, per quanto riguarda le torri gemelle, sono state non solo l'Italia ma anche tanti altri stati che hanno fatto vedere delle trasmissioni che non erano i musulmani a farle cadere. Il complotto, dai, sì. Scusa. Adesso qui si apre un'altra pagina molto più ampia su anche questo. Quelli erano esagitati per gli affari loro. Signora Vanina, aveva qualcos'altro da dire? Perché qua si parla di tante cose, bisogna essere costruttivi. Se si parla di cose costruttive bisogna sapere, anche la signora che ha letto il Corano, ma il Corano non è che uno lo legge e dice ho capito tutto, perché anche io che sono musulmana non posso dire questo, che da 5-6 anni che sono e lo leggo. Come i preti, ma scusa, i preti, uno non è che legge la Bibbia a casa e capisce tutto, ma uno diventa prete perché probabilmente lo studia la Bibbia, sa qualcosa di più, no? Certo signora Vanina, grazie, siamo in chiusura di trasmissione. Siamo in chiusura di trasmissione, grazie, scusi se l'abbiamo fatta attendere, lo ascolteremo ancora volentieri un'altra volta. Allora, scusate Luca, Elisabetta Beggio, certo, l'avevamo interrotta prima. Rispetto a quello che diceva prima il rappresentante del COISP, allora noi viviamo in un paese in cui siamo super controllati, siamo monitorati in ogni nostro movimento, i nostri movimenti bancari, siamo geolocalizzati continuamente, giusto? Noi italiani, noi abitanti in Italia. Coloro che arrivano qui non è possibile prenderci le loro impronte digitali per sapere chi sono. Dell'incredibile. Cioè, questo è un paradosso allucinante che va assolutamente sanato. Cioè, qui è follia ma questo pura. Problema della normativa europea, l'abbiamo spiegato anche prima. Come diceva prima, il mare nessuna norma, non è stato signora, nessuna norma ci impone l'obbligo di acquisire le impronte forzatamente. Ecco, questa è una perché follia. se io metto una manina addosso a qualcuno, cara signora, lei mi deve pagare l'avvocato. E ce ne sono, ecco, mettiamo chiare cose, perché il nostro lavoro è un lavoro estremamente delicato, perché noi qui stiamo facendo teoria, noi purtroppo facciamo la pratica tutti i giorni, nelle condizioni igieniche più disparate, con le retribuzioni che fanno schifo, con i mezzi che sono obsoleti, che dobbiamo addirittura con delle politiche governative che ricordo che oggi c'è un governo di centro-sinistra e centro-destra messi insieme che vanno a chiudere addirittura vanno a chiudere le sezioni nautiche, sai di quel piano che ti spiegavo la volta precedente,
un piano di, siccome c'è spending review, devono tagliare quei rami infruttiferi della Polizia di Stato. E cosa pensano? Bene, di chiudere Polizia Postale, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, squadre nautiche, quasi 100 e passa, 190, 136 presidi sul territorio dello Stato. Si schiudono le squadre nautiche, che sono quelle che sono preposte al pattugliamento, alla vigilanza delle nostre coste. Questo è il problema che noi facciamo. Qui si fa molta teoria interessante, logicamente è una questione di tipo socioculturale. Noi però purtroppo siamo in mezzo alla strada, sempre tutti i giorni, in contatto con problemi, malattie che non si vedevano mai. La scabbia, la tubercolosi, malattie non si vedevano mai, non abbiamo neanche i guanti e mascherine per fare una Posso prendere un impegno? Prossima volta parliamo di questo problema. Certo, certamente. Preparati. Non so qua. Taruco Bucadida. No, niente, non vogliono dare le impronte digitali per motivo semplice. No, religioso. Allora lo facciamo. Allora, o chiudiamo la trasmissione perché siamo in chiusura, facciamolo parlare, no? Ormai la polemica l'avete fatta, dai. Per un motivo semplice, perché loro intenzione di non rimanere qui in Italia. Certo, il problema è la normativa europea. Lui l'ha già spiegato. O di rimanere clandestini? No, rimanere in clandestini. Nessuno vuole rimanere clandestini, te lo assicuro io. Perché clandestini vuol dire non avere la sicurezza, non puoi avere la famiglia, non puoi fare figli, non puoi pensare al futuro. Molte cose possono nascere dietro la clandestinità. E lui lo può anche spiegare molto meglio di me. La carta di soggiorno, il permesso di soggiorno ci dà una garanzia comunque in Italia di vivere in sicurezza. In termine non di sicurezza contro i criminali eccetera, ma in sicurezza di vita. Ma tu da dove vieni? In Marocco. Ma se io vengo in Marocco posso entrare e fare quello che fai tu qua? Certo. Sì? Ci sono le chiese appena... No, non sto parlando delle chiese, io posso entrare senza passaporto in Marocco? Beh, ovviamente ovviamente no. Cioè, se io con una barca scendo in Marocco, cosa mi fanno? Posso finire il ragionamento? No, ma scusa, non ascoltami, dico ovviamente no perché voi state bene qui in Italia. Ah, perché noi stiamo bene. Noi stiamo bene senza visto. Noi stiamo bene. Non sono stato in Marocco comunque. Perché noi abbiamo le frontiere, quindi ci impedite di venire qua. Invece gli italiani possono spostarsi nel mondo come vogliono. Con la Spagna come siete messi? Malissimo. Comunque facciamolo finire, dai, per piacere, su, perché volevo dare per quello dicevo che le impronte digitali non si lasciano qui in Italia per un unico motivo, è questo, che la stragrande maggioranza degli immigrati che vengono adesso soprattutto dal Medio Oriente non hanno interesse di stare qua in Italia, perché hanno familiari in Germania, hanno familiari in Svezia, hanno familiari in altre parti, quindi vanno in cerca di un luogo più sicuro. Sanno già dove andare, quindi non vogliono ma ti faccio notare una cosa, tu arrivi in un paese, metti il piede in questo paese, tu devi dichiarare chi sei. Capisci? Una è volta questo dichiarato, il concetto. Una volta sei morto, e questo è il problema. Se loro dichiarano, se loro lo fanno qui, il paese dove vanno lo trovano dopo in Austria e lo rimandano in Italia. Forse voi non sapete cosa vuol dire un immigrato come me, cosa ha passato nella vita prima di avere una famiglia qui in Italia. Certo. Per questo vi capisco, quindi voi non avete passato le pene di un immigrato che attraversa il mare rischiando la sua vita, sperando di avere una vita migliore, perché nel suo paese ci sono dittatori, macellai, criminali, o è perseguitato, musulmano o non musulmano. Certo. Quindi grazie. Questa qui lasciati interrompere. Volevo far intervenire anche Don Giovanni Brusegan, dopo un'ultima battuta ai due professori che abbiamo, il professor Allievi e il professor Casen. Don Giovanni, il fatto che siamo precipitati in un discorso che non faceva parte del tema della serata, significa che abbiamo una relativa capacità di intercettare il problema serio. Cioè, ma secondo me questa è la dimostrazione che siamo caduti in pieno nella trappola fuorviante, perché il problema è proprio quello di riconoscere, andare a fondo di questo problema che c'è stato. E quindi io credo che come Chiesa, che cerco di rappresentare, noi cerchiamo veramente di lavorare a vari livelli, sia della Caritas, sia del mondo del lavoro, sia il mio dell'ecumenismo e della cultura, proprio per attrezzare prima di tutto i cattolici seri che frequentano le parrocchie, che vogliono fare un cammino di fede, e di fornire anche ai comuni che vogliono dei menù di preparazione per conoscere l'altro, per conoscere la propria e l'altrui religione,
e prima di dare dei giudizi di essere preparati in modo adeguato. Certo. Ti posso fare una domanda da cristiano? No. Siamo così forti noi cristiani, sei convinto? Se ti senti debole, no, la domanda non è provocatoria, professor Allievi, per cortesia, dai, facciamo parlare anche. No, ma guarda, io ho solo una cosa molto semplice. Siamo caduti nella trappola stasera. No, ma non, è normale che accada. Magari, come dire, dovremmo essere riportati al tema, come lo facciamo a scuola, facciamolo anche in TV magari. Se uno va fuori tema sbaglia e gli diamo 5, per cui magari potremmo fare così anche con gli ospiti in studio. Però per tornare al tema, una cosa almeno vorrei dirlo, uno dei principi fondamentali a cui dobbiamo richiamarci, i valori occidentali. Bene, i valori occidentali hanno, lascio perdere le implicazioni religiose eccetera, ce n'è uno fondamentale che vale per religiosi e laici, che è l'universalità della legge, ovvero che la legge è uguale per tutti. Quindi vada rispettata da tutti noi, vada rispettata da tutti gli immigrati, vada rispettata anche dai sindaci o dai rappresentanti politici. Quindi se la legge consente libertà di culto, che libertà di culto ci sia. Se però la legge dice, visto che era stato evocato prima, secondo me giustamente, ci sono dei comportamenti negativi che sono presenti in alcune frange, non tra i musulmani, tra alcune persone, e non in nome dell'Islam. Se uno picchia la moglie, ma che vada lo mettiamo in galera, appunto, ce li abbiamo già gli strumenti. Se uno fa infibulare la figlia, è reato, lo infibuliamo, che sia musulmano o animista o cristiano, perché in Somalia lo fanno tutti quanti. E punto, cioè rispettare le leggi è già un passo avanti enorme, senza bisogno di dichiarare qualunque cosa. Rispettare le leggi però non vuol dire mai colpire qualcuno in specifico, se noi facciamo delle normative per colpire qualcuno stiamo violando i nostri principi, mica i loro. Che sia il modo di vestire, che sia il luogo di culto, siamo noi che stiamo violando i nostri principi. L'ultima cosa, visto che è stata accennata ed è un problema serio, velocissimo, la questione della reciprocità è un tema serio, ma non nel senso che si dice normalmente. Intanto perché la reciprocità si può fare tra stati, non tra religioni. Io posso fare un accordo di reciprocità per favorire il commercio o per impedirlo tra due paesi, ok? E allora facciamola pure. Se abbiamo dei paesi, l'Arabia Saudita, che vieta le chiese, se vogliamo, nessuno ci vieta come Stato, no? Di dire con te non commerciamo più. Se lo fanno invece, come dire, siccome un terzo dei musulmani in Italia sono marocchini e in Marocco questa cosa non succede, io sono tornato 2 settimane fa, sono andato a messa in cattedrale e la cattedrale è in centro, sarebbe come se ci fosse una moschea in Piazza delle Erbe, allora è inutile raccontarci che vogliamo la reciprocità. Scusate, la reciprocità è un concetto giuridico, allora in questo senso tra stati si può fare, però facciamolo anche in positivo, e soprattutto la reciprocità non scarichiamola sulle spalle di quelli che non c'entrano niente. Se in Afghanistan c'è la guerra, se in Siria c'è il califfato, i marocchini non c'entrano, allora prendiamocela col califfato, con la Siria e con l'Afghanistan. Questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico. Per quanto riguarda l'aspetto religioso mi limito a dire che la parola reciprocità nel Vangelo non c'è, ma questo è un altro discorso. Certo, professor Casen, a lei il compito come sempre di chiudere il compito, ma giustamente diceva reciprocità, è importante questo, perché sennò noi non usiamo questo concetto di reciprocità e va usato. Io leggo l'arcivescovo emerito di Smirne, Giuseppe Germano Bernardini, racconta la conversazione avuta con un leader islamico. Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo. Grazie alle nostre leggi, alle nostre religioni vi domineremo. E quindi rinunciamo alla democrazia ma siamo matti? Non lo so, sta di fatto che... Chiedo, se la risposta è ci mettiamo sullo stesso livello dei terroristi... No, un momento. Allora, ci sono due cose. Se io prendo il singolo individuo, secondo il singolo individuo, io posso responsabilizzarlo, dire fai bene, fai male. Ma se dietro a questo fenomeno c'è una volontà politica, e non è la nostra, noi soccombiamo di fronte a questa volontà di creare questo esodo verso l'Italia, e allora dobbiamo, non dico preoccuparci, ma quantomeno saperlo gestire
come dicevo giustamente prima, se noi togliamo la polizia dalle strade, se togliamo la polizia dalle frontiere, se togliamo la polizia dal mare, è inutile che poi ci lagniamo che andiamo a quel paese. La seconda cosa che sta a monte di tutto, uno dei più ricchi paesi al mondo è l'Iraq. Galleggia sul petrolio. Se c'è una cosa che è a livello disastroso, perché hanno messo un mondo islamico contro un altro mondo islamico, no? E si combattono tra di loro, e non credo che sia spontanea questa cosa, perché allora si gestisce meglio il petrolio. Allora poi, se questa ondata, questo tsunami che le multinazionali, che siamo noi, ma non siamo noi personalmente, c'è qualcuno che ci sta in alto e che ci vende poi la benzina quando andiamo a fare il pieno dell'auto, se questa situazione non viene gestita in questa maniera, è chiaro che gli spruzzi di questo tsunami ce li becchiamo anche noi e non possiamo lagnarci più di tanto. Allora o si crea una politica internazionale dove ci sono delle leggi a livello mondiale che vanno rispettate, o diversamente non è possibile che noi possiamo proseguire in questa maniera, perché sicuramente saremo i più forti, ma alla lunga saremo i più deboli, perché è sempre stato dimostrato nella storia che hanno vinto i deboli nel tempo, non nell'immediato. Nell'immediato hanno vinto i forti nelle guerre, nel tempo hanno vinto i deboli. Sono le 11:40. Sono le 11:40. Dobbiamo chiudere la trasmissione. Gliela facciamo a telecamere spente. Abbiamo pazienza, dobbiamo salutare. Come vedete, le trasmissioni potrebbero andare avanti ancora. No, dobbiamo fermarci. Chiedo scusa a chi non ha potuto intervenire l'ultima volta, ma d'altronde il tempo è quello che è. Tiranno come sempre. Secondo me sarebbe stato d'accordo. Benissimo. Grazie ai telespettatori. Allora, grazie innanzitutto agli ospiti che sono stati in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, sono stati tanti quelli che volevano intervenire telefonicamente e non hanno potuto. Grazie ancora, ci troviamo la settimana prossima a TV7 Match, arrivederci. Grazie. Amen. Buonasera.